Enzo Diorio, biologo genetista dell'UOC di Genetica ed Epidemiologia dell'azienda Ospedale Università di Padova. Oggi, consueto incontro con l'Associazione Retina Italia, abbiamo raccontato la nostra esperienza di lavoro di analisi genetiche mediante la tecnologia NGS dei pazienti affetti dalle distrofie retiniche Italia. Pazienti sempre più numerosi che si rivolgono a noi per la necessità di fare questo test genetico e da parte nostra la soddisfazione di poter ormai dire che circa l'80-85% dei nostri pazienti trova una risposta alla loro malattia. Siamo in grado oggi con queste tecnologie di poter identificare le mutazioni che sono causative, che sono responsabili delle diverse patologie della retina. La ricerca siamo ancora un passo indietro, siamo prossimi a poter fare degli studi di terapie molecolari, di terapie cellulari, ma da questo punto di vista ci saranno ancora altri anni per poter completare questi step, questi studi più avanzati.